Firmo per tantissime ragioni, innanzitutto perché penso che in questa città ci sia un serissimo problema proprio relativamente al numero di consultori presenti e al fatto che molto spesso questi consultori non riescono a coprire le necessità. Firmo perché gli spazi femministi e transfemministi, come un consultorio laico autogestito, sono un antidoto alla violenza, sono un antidoto al patriarcato e sono una risposta dal basso rispetto a quella che noi come movimento femminista definiamo anche una violenza strutturale. Le ragazze del consultorio negli anni in cui il consultorio è stato aperto hanno non solo supplito alle carenze dello stato sociale, ma hanno anche proprio creato delle relazioni di fiducia per riconoscere anche proprio il problema della violenza, così come hanno anche consentito a chi magari non ha i mezzi economici per farlo di poter avere accesso alle cure, di poter avere accesso alla prevenzione e anche da un punto di vista rispetto alle nuove generazioni l'educazione sessuaffettiva, che in questo momento è un grande vulnus all'interno della scuola pubblica. Il tema del consultorio è un paradigma in questa città perché è il paradigma di una città dove c'è un serio problema anche legato alla questione degli spazi pubblici da un punto di vista proprio delle politiche abitative e pertanto credo che giornate come quella di oggi dove volontarie, movimenti femministi, associazioni e singole si mettono insieme per fare una rete di solidarietà sia fondamentale proprio anche per ribaltare le priorità. Dobbiamo ricordare che siamo anche in un'economia di guerra e che quindi tantissime risorse non sono più stanziate, sono sempre meno. Vogliamo noi quindi ribaltare queste priorità e dare una risposta solidale e collettiva qua da Catania.